ecologica. Allora, io voglio dire una cosa, che il successore di Luca Zaia, la Presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro, ci ha assicurato il patrocinio, la collaborazione, l'ospitare almeno una conferenza stampa di presentazione nel Palazzo della Provincia e fare quanto può la Provincia. Mi piacerebbe che in quella conferenza stampa fosse presente, magari la facciamo di lunedì, che è il giorno più trevigiano della settimana, magari fosse presente anche Luca Zaia per dare maggior risalto a questo concerto a cui Donatella vuole invitarti. Volentieri, se posso, volentieri. Ti prego Luca, non dire se posso, farò il possibile. Nel senso che abbiamo sempre tanti imprevisti, per cui c'è un grosso problema. Io devo dire che fra l'altro Luca Zaia ha sempre partecipato quando ha potuto ad Abbraccio per Giorgio, perché purtroppo, lo ricordo sempre con molto dolore, Luca Zaia era presente il giorno in cui purtroppo si è inabissato l'elicottero di Giorgio Panto e purtroppo con Thomas, che insieme ai fratelli ne ha raccolto l'eredità, lo ha visto drammaticamente morire. Adesso sta collaborando con la Fondazione Giorgio Panto facendo un piccolo alla Light Pharma, giusto Zaia? Sì, è un'iniziativa che è frutto di un'idea di Thomas, il figlio di Giorgio, e penso che sia la migliore opportunità e occasione per ricordare poi anche Giorgio, perché Giorgio comunque avrebbe sicuramente sottoscritto un progetto del genere. Pensare alla produzione di energia direttamente da una fonte naturale che è quella